Forse che si deve collegare con... Amici delle edicole di Pinuccio, buonasera e benvenuti. Siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport Italo Bonini di Cinquefrondi, pronti a trasmettervi la 16ª giornata di campionato Serie B maschile Girone I, dove ad affrontarsi saranno la Diper Sport Specialist Jolly Cinquefrondi e la LCT Warriors Via Grande Catania. Qui con me al commento, a fianco a me Renato Gallo. Buonasera a tutti. Arbitrerà Saluto l'incontro doveroso in quel di Torino, oggi in tutte e due a Torino. Ah, beh. Renato ci tiene sempre aggiornati. Però a quest'ora mi sa che sono già usciti. Sono in giro per le strade di Torino e quindi non ci seguiranno se non col cellulare. Arbitrerà l'incontro, primo arbitro Carmelo Fioria, secondo e Giulia arbitro, Morelli. Giulia Morelli. Potrebbe essere anche Fioria. La prima volta che lo sento. No, vabbè. Nonostante tutte le partite. Purtroppo non abbiamo la provenienza. Sarà lo starting six al Palabonini di Cinquefrondi. Centrale dell'LCT Warriors è Bandiera Monte numero 1, poi c'è il numero 2 schiacciatore Bottino, capitano, numero 3 l'opposto Nicolosi, il numero 9 centrale San Filippo, il numero 11 ex Jolly Peppe Boscaini, schiacciatore, e il numero 14 palleggiatore Lopresti. Il libero è il numero 6 De Costa. Formazione Jolly con Fabio Remo, numero 9 schiacciatore, numero 3 Marco Pugliatti l'alzatore, numero 11 il capitano schiacciatore Dionisio Di Pasquale. Poi c'è Emanuele Renzo, schierato titolare, schiacciatore. Domenico Laganà torna in campo dopo l'infortunio di 2 settimane fa con il suo numero 14 Filianoti e il centrale numero 18 in coppia con Pasquale Arena, che mi sa che non vedo. Renato, sa che non c'è Pasquale Arena, quindi Emanuele Renzo giocherà centrale per la Jolly Cinquefrondi. Emanuele Renzo centrale. E libero è Massimiliano Lopetrone. Novità quindi in casa Jolly. Però c'è Mimmo Laganà, quindi vuol dire che sì, un pochino si è ripreso, no? E Arena è nell'angolino di riscaldamento. Vediamo, quasi tutto pronto. Ultimo controllo alle formazioni. La prima palla sarà della Diper Sport Specialist Jolly Cinquefrondi con Mimmo Laganà al servizio. Ultime cose da sistemare al referto elettronico. L'allenatore della LCT Warriors Via Grande è Mister Trombetta. Per la Jolly Cinquefrondi a guidare la panchina è Mister Franco Giglietta.
Prende adesso il pallone Domenico Laganà. Tutto pronto al Pallabonini. Spin di Mimmo Laganà. Riceve Peppe Boscaini per la LCT Warriors Via Grande. A scavalcare il muro avversario la schiacciata dei catanesi. Poi Dionisio Di Pasquale. Recupera De Costa. L'alzata di Lopresti e il muro della Jolly su Nicolosi. Primo muro dell'incontro. Primo punto dell'incontro per la Jolly Cinquefrondi. 1-0. Quindi secondo servizio per la formazione di casa. Con Mimmo Laganà ancora al servizio. Spin per lui, si ferma però sulla rete. Quindi 1 pari. Servizio Via Grande. Spin riceve Emanuele Renzo. Non è centrale, quindi Max Lopetrone alza in bugger per Mimmo Laganà. Pallone che cade in campo. Rivediamo il replay. Sì, pallone nettamente in campo. 2-1. Di Pasquale al servizio per la Jolly. San Filippo. Il muro solitario di Filianoti. Lopresti ancora al centro. Pallone a scavalcare il muro. Recupera la Jolly Cinquefrondi. Emanuele Renzo che quando però schiaccia si porta a casa la rete. 2 pari. Però gliela daremo a fine campionato. Se me chiede. Però ora Renzo non sta giocando centrale, mi correggo. No, non poteva giocare centrale. Infatti. Quindi Filianoti e probabilmente Arena che però ancora c'ha la... Bottino al servizio. Su Dionisio Di Pasquale che tiene bene. Pugliatti va dietro dal suo posto Mimmo Laganà. Pallone che torna nel campo della Jolly. Pugliatti, Lopetrone per Emanuele Renzo. Bravo Renzo. Mani out. 3-2. Filianoti al servizio per la Jolly. Riceve il libero del Via Grande. Peppe Boscaini. C'era Filianoti sulla palla ma era in caduta all'indietro, non è riuscita a tirare su quel pallone. 3 pari. Per chi non lo sapesse, Peppe Boscaini è stato mio allenatore di pallavolo. Nostro grande ex. San Filippo, che numero è alla battuta? Gabriele, che non lo vedo. Sì, San Filippo era. Emanuele Renzo schiaccia per la Jolly. Bottino a fondo campo a tenere in gioco il pallone. Peppe Boscaini chiamato in causa. Poi Lopetrone si tuffa e recupera. Forte la schiacciata di Mimmo Peppe Boscaini. Sì. Finisce però sulla rete. 4-3. Bella pallavolo con questo inizio di partita. Pallone out, 5-3 per la Jolly Cinquefrondi. Finisce out la schiacciata dell'opposto Nicolosi. Marco Pugliatti al servizio. Spin per lui, tocco del nastro. Beppe Boscaino tenta il pallonetto ma c'è autocopertura. Bravi. Free ball per Via Grande. Primo tempo. Ancora la Jolly ci riprova. Bravi. Pallone alto. Non fa invasione Mimmo Laganà, lo presti e ottiene mani out Beppe Boscaini. D'astuzia di Beppe Boscaini. Dopo uno scambio confuso.
Sì, ma comunque bei recuperi dalla Jolly Sì. 5 Frondi, molto attenti i giocatori di Mister Giglietta. 5-4, si riporta a -1, LCT Warriors via grande. Era Bandiera Monte. Riceve Renzo, Pugliatti in bagger, la pipe di Dionisio Pasquale, tiene in gioco Bottino, lo presti, va dietro dal suo opposto Nicolosi, non c'è il tocco del muro, Com'è? palla alta, 6-4. Emanuele Renzo al servizio, si ferma sul nastro. Non riesce ad allargare il vantaggio la Jolly 5 Frondi. E vediamo chi c'è ai cancelli di partenza. C'è Beppe Beppe Boscaini. Gemplot per lui, sì. Sì, molto Lungolinea insidiosa. su Emanuele Renzo. Dionisio Di Pasquale, bene, bene, bene la difesa di Massimiliano Lopetrone, che era sulla palla. Bella giocata. Bella difesa e contrattacco della Jolly. Bene Max. Ottiene il 5 di tutti. Sì. Max Lopetrone in panchina. Al servizio c'è Fabio Remo e lui il centrale in questo caso per la Jolly 5 Frondi. Mossa studiata da Mister Giglietta. Qua il money out ottenuto da Bandiera Monte. 7-6. Ed è lo stesso Bandiera Monte ora al servizio. Pallone su Emanuele Renzo, Pugliatti va al centro da Filianoti. Punta delle dita, falange, falangina e falangetta. Più la falangetta presa. Sì. Poi Bandiera Monte è molto alto e per scendere ci mette un po' troppo. Era in ritardo, quindi Bandiera Monte è in discesa, mi sa. Non ho visto il replay. Mimmo Laganà al servizio per la Jolly. Non c'è. Spin molto forte. Tiene in gioco lo presti, però è una doppia abbastanza visibile. Sì. 9-6, pallone che era molto attaccato alla rete, non poteva fare meglio il palleggiatore del Via Grande. E adesso ancora Jolly al servizio, ancora Mimmo Laganà. Spin Si per ferma lui sul nastro. sulla rete. 9-7, siamo a 3 errori al servizio per la Jolly 5 Frondi, 2 di Mimmo Laganà, 1 di Emanuele Renzo. L'opposto Nicolosi ora al servizio per il Via Grande. Spin anche per l'opposto del Via Grande, bene Renzo. Dietro Mimmo Laganà che chiude per il 10° punto. Sbuccia anche le mani del muro avversario. Pallone comunque in campo. Si era tuffato Boscaini. Non è riuscito a tenere in gioco il pallone. Più 3 della formazione 5 frondese. Adesso al servizio con Dionisio Di Pasquale. È out però. Ha tentato anche lui la spin. 10-8. Bottino al servizio. Riceve la Jolly con Dionisio Di Pasquale. Emanuele Renzo, quanto è salito su. Toglie dal cilindro un bel colpo lo schiacciatore della Jolly 5 Frondi. 11-8. A servizio il centrale Filianoti. Scusa, ma Francesco, stavolta ci ho azzeccato. Stavo pensando, quindi Fabio Remo aggiunge al curriculum anche il centrale. Muro di Fabio Remo. Tiene in gioco De Costa, poi la schiacciata di Boscain. Boscain perché il pallone cade in. Botta di Beppe Boscaini che non trova il money out.
Ma il Manin. Manin. 12-8 il punteggio. Ancora Filianotti al servizio. Su Peppe Sempre Boscaini. su Beppe Boscaini. Pallone alto. Parla che rimanda di forse là. c'è un... Qualcuno ha toccato la rete, sì, forse. qualcuno ha Comunque toccato la chiude rete. il punto Mimmo Laganà. Lungo linea di Mimmo 13-8. Laganà. Ed E è chiama time out. inevitabilmente, chiama time out Mister Trombetta. Squillo di trombe o squillo di trombetta. Vediamo la panchina inquadrata. Ok, se abbiamo avuto un attimo di freeze nella telecamera, sembra essersi ristabilita. Ok, perfetto. Ci siamo, ci siamo. È novità. Filianoti ancora al servizio per la Jolly 5 Frondi. Sempre su Beppe Boscaini. Sì. Opposto L'alzatore. Nicolosi. C'è un tocco del muro, palla finisce a terra, 13-9. È stato bravo Lopresti a cercare il suo compagno di squadra con questa alzata all'indietro. 13-9. Ed lo stesso Nicolosi ora al servizio su Dionisio Di Pasquale. Emanuele Renzo, Out. ma è troppo avanzato. Sì, forse qua ha cercato le mani del muro avversario. Emanuele Sì, era Renzo. troppo avanzato, quindi ha dovuto andare con la schiena all'indietro e la palla ovviamente è partita per il terraria. Sempre su Dionisio Di Pasquale la battuta avversaria. Mimmo Laganà. Mimmo Laganà che è pennellata. Questa schiacciata ha visto la difesa schierata a fondo campo e ha preso il centro del campo. Sì. Marco Pugliatti al servizio, spin per lui, tiene bene il libero. Opla. Recupera la Jolly, Dionisio Di Pasquale alza per Mimmo Laganà. Mani out. Mani out. Poteva e doveva fare sicuramente meglio Viagrande in questa azione. 15-10. Ancora Marco Pugliatti al servizio, stavolta impatta male il pallone e pallone fuori. 15-11. Recupero di Beppe Boscaini, free ball. Pallone rimandato di là, quindi la Jolly, Pugliatti con la pipe, La pipe di Dionisio Di Pasquale. Pasquale. Bella pipe di Dionisio. Bella pipe e bella gestione. Sì, non è stata letta dal Viagrande. Non sono andati né sulla finta del centrale. Emanuele Renzo per la Jolly 5 Frondi, Su sempre Boscaini, preso di mira Peppe Beppe Boscaini che tenta. Mimmo Laganà chiamato in causa. Mani out. Sì, sì. La palla rimbalza sul nastro e poi finisce sulle mani, mi sembra, di Bandiera Monte, che era il più alto. Vabbè, da qua possiamo vedere poco. Anche da qua, replay. sì, siamo sotto la telecamera. Sì. 17-11. Sta diventato che il secondo arbitro era lì, non ci sono state proteste. Ha molto freddo il secondo,
Emanuele Renzo ancora al servizio, altro errore per lui. 12° punto per Viagrande. Tanto si è riempito il Palabonini di 5 frondi. Peppe Boscheini al servizio, traiettoria molto insidiosa, letta bene da Lopetrone, poi ancora lungolinea 5 frondi con il lungolinea vincente di De Costa, non era piazzato bene. Mimmo Laganà. 18-12. Quindi Fabio Remo al servizio, il tuttofare, il jolly della jolly. Il jolly della jolly. Riceve Bottino, Lopresti va al centro da Bandieramonte. C'è il fallo del muro della Jolly 5 frondi con Filianoti. 18-13. Cambio in vista per Viagrande Catania. Esce Bandieramonte ed entra il numero 10. Il 10 non ce l'ho segnato. Non pervenuto. È Libra, comunque è Libra. Sulla maglia c'è scritto Libra. Cuba Libre. Sì, si sono dimenticati di darmelo. Sì. Infatti quando le ho contate ho detto a me sembra un numero più alto lì in campo. Libra al servizio, riceve Dionisio Di Pasquale. Pugliatti va proprio da Dionisio Di Pasquale. Altro molto stretta. 19-13. Ha schiacciato nei 3 metri Dionisio Di Pasquale. È stato il muro a deviare. Fatto sta. Si sente l'urlo di Laganà alla battuta. Pallone che torna nel campo della Jolly 5 frondi. Dionisio Di Pasquale non si fa pregare per mettere a terra questa palla. 20 per la Jolly 5 frondi, 13 per LCT Warriors Viagrande. Sembra in blackout la squadra di Mister Trombetta. Libra è il palleggiatore, è già rientrato. Era al posto del centrale, quindi ha lasciato posto al libero. Tanto errore al servizio per la Jolly 5 frondi. Si è librato in panchina. 5 errori al servizio Jolly, 3 Laganà, 2 Renzo, se non sbaglio. Intanto è Nicolosi al servizio. Spin per lui. Tiene Max Lopetrone, duello aereo. San Filippo non si fa pregare. Rispedisce al mittente il colpo 20-15. Era forte il servizio del numero 3 Nicolosi. L'opposto. Ha potuto fare poco Max Lopetrone. Quindi ancora Nicolosi. Sempre sul libero. Stavolta la palla è giusta per Pugliatti, che sceglie di andare al centro, ma c'è buona guardia. Sì, era telefonato questo primo tempo e c'era San Filippo che faceva buona guardia. Io ho perso la cuffietta del microfono. 20-16, chiama timeout Mister Giglietta. Sì, perché sono già 4 punti consecutivi, Gabriele. 3 punti consecutivi. Eccola qua. Una formazione 5 frondese inquadrata. Tra poco vediamo anche gli appuntamenti di questa giornata di campionato, i risultati della scorsa e la classifica a fine primo set. Squadre di nuovo in campo al Palabonini di 5 frondi dopo questo time out richiesto da mister Giglietta. C'è Nicolosi ancora al servizio, il terzo consecutivo per lui. Pallone forte su Emanuele Renzo, ci arriva in bagger Pugliatti che va da Dionisio Di Pasquale, tocca le mani del muro avversario, Lopresti va da Bottino che fa bottino pieno. 20-17
Ha messo la quinta marcia Viagrande dopo un inizio con le ridotte. E si fa sotto Viagrande con Nicolosi al servizio. Sì, con Bottino che sta mettendo in difficoltà la ricezione della Jolly. Ancora forte la sua battuta, sempre sul Lopetrone. Pugliatti va dietro da Mimmo Laganà. Sbuccia le mani del muro avversario Boscaini, poi Boscaini per la pipe, il muro della Jolly, l'ottimo recupero di De Costa, l'alzata per Bottino. Il muro funziona. E il master block della Jolly, 5 frondi. Due muri, uno su Beppe Boscaino su una pipe centrale. Secondo attacco in posto 5. Giusto Gabriele? È posto 5 quello? 4. 4? Sì, 4 perché uno è dietro. E stavolta il time out viene chiamato dalla formazione ospite. Quindi tutti e due i time out sono stati chiamati da mister Trombetta. Beppe Boscaini, l'opposto con le ali, ti piace? Preschiacciatore. Banner Red Bull. Ti mette le ali, Boscalini ti mette le ali. Pubblicità occulta, Renato. Giusto. Vabbè, no, non ne facciamo pubblicità, quindi. Lo ricordiamo ogni tanto. Noi anche per non chi c'è ci segue da pubblicità. fuori. Noi siamo una semplice associazione. Autofinanziata. No profit. Intanto Bottino. Ancora lui a mettere a segno per la LCT Warriors, 21-18. Ed è proprio Bottino ad andare al servizio. Bottino sul Lopetrone, alza Pugliatti per Emanuele Renzo, pallone che torna nel campo della Jolly. Non si intendono qui Max Lopetrone e Massimo Lopetrone, era lui che doveva andare. Sì, era là. Era lì, davanti. Ha tolto le mani Dionisio pensando andasse fuori la palla. E poi Lopetrone giustamente si ritrova lì. Regalato. Sì. Ancora Lopetrone a ricevere per la Jolly. Pugliatti va in pipe da Mimmo Laganà. Pipe. 22 per la Jolly, 5 fronti, 19 per LCT Warriors Viagrande. Bottino non è riuscito a tenere in gioco il pallone. Sì, dopo il tocco del muro. Figlianotti al servizio. Su Boscaini, Lopresti costretto al bugger. Guarda come l'ha schiacciata Peppe Boscaini, l'alzata di Mimmo Laganà per Emanuele Renzo. E si chiude anche questa azione. 23-19. Cosa sta facendo la Jolly 5 Frondi? Una bellissima azione di pallavolo da una parte e dall'altra, con Peppe Boscaini che ha schiacciato nei 3 metri un pallone difficilissimo. E poi l'ottima risposta della Jolly con Emanuele Renzo. 23-19, ancora Figlianotti al servizio, fil di rete, pallone che cade nel suo campo. 23-20. Pochino più di Spinaci. Quindi altro errore al servizio per la Jolly. Si è chiuso il cambio, esce Libra, rientra Bandieramonte. Esce pure Lopresti, entra il numero 5, ce l'ha il 5? Sì, Giardina, uno schiacciatore. Non lo può fare. Non lo può fare perché aveva chiamato un solo cambio. Mister Trombetta. Non aveva chiamato il doppio cambio, ma uno solo.
La situazione Brava è chiara. la Giulia Morelli, attenta. 9 San Filippo. Out il pallone. Spreca San Filippo e porta la Jolly al set point. 4 a disposizione. Rientra De Costa. Marco Pugliatti al servizio. Spin per lui. A fil di rete tiene in gioco De Costa, lo Presti va dal suo posto. Nicolò, angolino. Diagonale. 24-21. Palleggiatore per Viagrandi al servizio, lo Presti. Riceve Max Lopetrone. Pugliatti va dal suo posto, Mimmo Laganà, ma si è posta la rete, poi comunque pallone accompagnato di Bandiera Monte e quindi si chiude il primo set al Pallaponini di Cinquefrondi. 25-21. Possiamo dirlo a sorpresa questo set. Poi comunque abbiamo visto ad inizio anno, ce l'hanno detto un po' tutti, no? Che questo è un campionato di Serie B molto diverso rispetto agli anni passati, con cavalli di ritorno in qualsiasi squadra, con giocatori che sono scesi dalla 3 per giocare in B. E diciamo che quasi ogni squadra è molto attrezzata. Però il livello del girone I è più basso rispetto agli a tutti altri. Gli altri, sì, questo assolutamente. E lì magari sono di A2 già. E non solo, ci sono almeno 12 squadre a girone. Non ci sono più giocatori, sono troppi e qui gironi. si è fatto fatica a trovare le squadre, a far partecipare le squadre. E ricordiamo anche il ritiro di una squadra a una settimana e mezzo dall'inizio del campionato. Già ne mancano. E vediamo i risultati della scorsa giornata di campionato con la Jolly Cinquefrondi. Abbiamo seguito in diretta, che ha vinto 3-0 contro la Tonno Callipo. Semi diretta perché sì, la Vibo non prende nessun tipo di campo. Ha riportato Re Borbone per Palermo. La Tatterino Volley Letoianni ha vinto contro la Sisili Fratelli Anastasi 3-0. Jam Service Aquila Catania ha perso 2-3 contro la Raffaele Lamezia. Questa sicuramente sarà stata una bella partita. Paumar Volley Siracusa hanno rinviato la partita al 4 marzo, quindi tra 2 settimane, contro la Costa Dolci Papiro Catania. Ha riposato LCT Warriors Via Grande. Vediamo invece chi sta giocando in questa giornata di campionato. La Raffaele Lamezia domani in scena al Palasparti contro la Tonno Callipo Calabria Vibo Valencia. La Re Borbone Saber Palermo affronta Paumar Volley Siracusa. Stiamo seguendo in diretta di per Jolly Cinquefrondi contro LCT Warriors Via Grande Catania. Andiamo avanti con la Sisili Fratelli Anastasi Jam Service Aquila Catania che riposano. La Costa Dolci Papiro Catania affronta la Datterino Volley Letoianni. La classifica del campionato con Letoianni prima indiscussa 34 punti, LCT Warriors Via Grande seconda a 28 punti, segue Raffaele Lamezia terza a 24 punti, poi la Re Borbone Saber Palermo 22 punti, 20 punti per la GM Service Aquila Catania quinta posizione, sesta posizione per la Jolly Cinquefrondi 19 punti, Sisili Fratelli Anastasi 16 punti, settima posizione, ottava posizione per Paumar Volley Siracusa 11 punti, seguono Costa Dolci Papiro Catania 4 punti e la Tonno Callipo ultima con soli 2 punti. E ricordo anche come sempre di seguire le edicole di Pinuccio sui nostri social, potete scansionare il QR code in basso a sinistra. Novità della giornata è che la Jolly ha iniziato dal lato destro. Sì, solitamente solitamente inizia a sinistra qui al Pallabonini.
Tra un po' di scaramanzia, non lo so, boh. E la novità è stata anche Remo centrale. Sì, Se Luca degli infortunato. Esposti ci sta ascoltando, Luca, lui aveva detto alla prima partita qui sì, al che gli Pallabonini, mancava. aveva detto che è un giocatore che vorrebbe sempre nella sua squadra Perché dove lo perché è metti, un jolly. metti. Ciao Luca. Saluti a Luca, moglie, E un figlia. bacio alla bimba. E auguri, se non mi sbaglio, non so se era oggi o ieri, comunque auguri alla bisnonna, Alla bisnonna? la bisnonna della bimba. Eh beh, Specifichiamo, certo. ovviamente. C'è un lato ex allenatori jolly qui al Pallabonini perché c'è Salvatore Albanese, Antonio Polimeni e anche Tonino Tonino Chirumbolo. Chirumbolo. Inizio bomba qui al Espansione Pallabonini ripreso. con l'attacco centrale, si tuffa, recupera Dionisio Di Pasquale, poi Mimmo Laganà a chiudere questo scambio tra le due squadre. 1-0 per la Jolly Cinquefrondi. Proteste del Viagrande sul recupero di Dionisio Di Pasquale. Comunque sembra aver messo nettamente in anticipo la mano. Sì. Quindi ottimo recupero del capitano della Jolly Cinquefrondi. Jolly che parte di nuovo al servizio con Mimmo Laganà. Sempre spin. La gioca la Mani gioca out. Viagrande con Nicolosi che ottiene il mani out. E adesso pronto al servizio San Filippo. Pallone sull'Opetrone, Pugliatti ad una mano per Mimmo Laganà. Scusa, era Dionisio Di Pasquale che però colpisce troppo forte il pallone. Vantaggio del Viagrande, il primo in questa partita. Non c'è stato disturbo, vero? Sull'alzata? No. Quindi ancora San Filippo al servizio. Riceve l'Opetrone. Marco Pugliatti va da Dionisio Di Pasquale, il muro. Doppia. Poi Filianoti non riesce a raccogliere il pallone. Comunque c'era già la doppia di San di Filianoti. 1-3, break Viagrande, il primo break a favore dei catanesi. Palla che andava ritirata su. Petrone difettosa la sua ricezione, slash per lui, pallone che va a finire nel campo avversario. Non si fanno pregare i giocatori del Viagrande. 4-1. La crisi del secondo set. Sì. Solito approccio della Jolly sì, Cinquefrondi al secondo set. Quindi ancora San Filippo per Viagrande. Stavolta è buona la ricezione di Lopetrone. Mimmo Laganà chiamato in causa, pallone out. Ha tentato la non sta facendo stretta, molto Viagrande però, time out. Sì, time out. Viagrande non è che stia facendo tanto, stiamo facendo tutto noi. Adesso sì. Abbiamo fatto in totale 6 punti. 5 contro e 1 a favore. Gioco che riprende Mimmo Laganà a mettere in chiaro le cose con la sua ottima schiacciata. 5-2. Si sblocca la Jolly Cinquefrondi. Sì, Massimiliano sta ricevendo male, sta mettendo in difficoltà Marco Pugliatti, che questa volta è riuscito a servire il suo opposto.
Dionisio Di Pasquale al servizio. È out. C'è il È tocco. buona, è buona, è buona. Rivediamo subito dal replay. Oh. Protesta Via Grande, dice non c'è sai che nessun forse tocco. sembrava oltre la linea, Renato. Hanno ragione No, ha chiesto tocco in campo. Cosa ha chiamato? No, forse volevano la palla out. Perché in Lui ha effetti chiamato era una tocco. palla out. Riceve il libero del Via Grande, la super pipe di Peppe Boscaini. 6-3 per 3-6. Via Grande. Agilissimo Peppe Boscaini. È il fideo del Warriors Via Grande. E come si dice, Beppe Boscaini si mette le ali. Riceve bene Max Lopetrone questa battuta spin. Chiamato in causa Emanuele Renzo. Non c'è nessuno laggiù. Murato, non c'è copertura. Si era coordinato bene Emanuele Renzo, ma c'era il muro ben sì, piazzato. abbastanza compatto. E dietro non c'era nessuno. Nicolosi al servizio. Pallone su Dionisio Di Pasquale. Pugliatti va dietro da Mimmo Laganà. Sì, troppo. Pallone alto. Laganà, out. non so se era in anticipo Laganà o 3-8 in blackout. Marco. Sta prendendo il largo Via Grande. Ed è ace sporco. 3-9. Da tanto che non si vede un errore di Dionisio Di Pasquale in ricezione. Cambio per la Jolly 5 Frondi. Esce il capitano, entra Federico Filianoti. Filianoti Bros in campo. Quindi ancora Nicolosi al servizio per LCT Warriors Via Grande. Si aiuta con il nastro, riceve Renzo, poi l'ottima giocata del Jolly 5 Frondi con la pipe di Mimmo Laganà. 4-9. Cambiata la battuta, era stato preso di mira Dionisio Di Pasquale. Coach Giglietta gli ha tolto il riferimento. Ed è Filianoti al servizio. Francesco su Peppe Boscaini come bene. sempre. Chiamato in causa Nicolosi. Bravo. Pugliatti va da Emanuele Renzo. Forte la sua schiacciata, tiene in gioco De Costa. Ci arriva l'alzatore del Via Grande. Se la chiama Pugliatti in bugger. Emanuele Renzo sbuccia. C'è il tocco di De Costa. E l'ha presa proprio all'ultimo secondo, Renato. Questa palla, eccola qua. 5-9. È andata bene alla Jolly in questa occasione perché c'era un po' di confusione in campo. Ancora Filianoti al servizio, sempre su Peppe Boscaini. Primo tempo. Giocata al centro, legge la Jolly, duello aereo, Remo recupera, Pugliatti va dietro da Mimmo Laganà, mani out. Per il 6-9. Stato bravo qui Fabio Remo. Guarda chi c'è. Oh, è venuto Giacomino qui al palazzetto. Giacomino. Ex Jolly. Giacomo Varamo. Ex Jolly, ex capitano anche. Riceve Bottino. La palla è per lui. Si tuffa Filianoti. Remo rimanda di là. Poi l'attacco centrale. Bravo Remo a saltare qui. Pugliatti la alza per Mimmo Laganà che si coordina, però
colpisce Peccato. troppo forte il pallone. 6-10. Era difficile schiacciare Era difficile questa questa palla. alzata e questa schiacciata. Sì. Da sottolineare l'intuito di Fabio Remo a saltare lì al centro. Bottino al servizio, pallone Tesa, molto teso, riceve Filianoti. bene Federico Filianotti, Pugliatti va da Renzo, la difesa è di Lopetrone, poi ancora Emanuele Renzo Bravo! che continua a schiacciare molto bene. 7-10. Le indicazioni anche di mister Giglietta ad Emanuele Renzo ad asciugare il campo dopo della scivolata proprio dello schiacciatore Jolly. Marco Pugliatti è pronto al servizio. Il microfono deve chiudere. Spin per lui, forte su De Costa, recupera l'alzatore del Via Grande, poi forse involontariamente prende questo pallone Lopresti, poi l'ottima diagonale di Peppe Boscaini. 7-11. Nei 3 metri colpisce in pieno Emanuele Renzo. 11° punto per Via Grande, che adesso è al servizio con bandiera Monte. Lopetrone, Pugliatti, Mimmo Laganà. E Peppe Boscaini risponde con lo stesso colpo Mimmo Laganà. 8-11. Stiamo vedendo una bella pallavolo. Sì. Emanuele Renzo al servizio. Tesa. Errore in ricezione di Bottino. Ace per Emanuele Renzo. 9-11. Si porta sotto di 2 la formazione di mister Giglietta. Ha cambiato battuta. Una battuta molto tesa. Dopo gli errori del primo set. Addossa Bottino. E ha fatto Bottino pieno. Ancora tesa, ancora su Bottino. Lopresti al centro. Mamma mia, ma tu hai visto? Bella giocata. Beppe Boscaini è partito lateralmente per andare a schiacciare una pipe. Sì. E questa è la solita giocata del Via Grande. Ha un nome tecnico ma non me lo ricordo. Perdonatemi. Lopresti al servizio su Lopetrone. Pugliatti al centro da Remo, recupera Lopetrone. De Costa alza, bella alzata, il muro out però di Filianoti su Boscaini. Quindi appoggia Boscaini sulle mani del muro, non forza. Quindi ancora Lopresti, che sicuramente batterà su Lopetrone. Hanno i cognomi simili. Stavolta cambia lato. Alza c'è l'alzatore in terza. Il pallonetto vincente di Federico Filianoti. Ricordati che c'è Fabio Remo in campo. Sì, tutto fare. Guarda che in teoria alzata. questa era un'alzata di centrale. Era un'alzata del centrale. E solitamente si sa che i centrali non sanno alzare. Fabio Remo al servizio. Pallone su De Costa. L'attacco centrale in ancora più 4 LCT Warriors Via Grande. Il punto era di San Filippo. Adesso Peppe Boscaini al servizio con la sua jump float. Le indicazioni di mister Trombetta. Pallone teso su Renzo. Pugliatti alza per Mimmo Laganà. Recupera con il piede Max Lopetrone.
Filianoti alza questo pallone, manda di là Nicolosi, schiaccia, pallone out, spreca qui Nicolosi il 15° punto, 11-14. Da sottolineare, grande recupero col piede di Max Lopetrone, che ricordiamo lui era schiacciatore. Sì, qui in questa squadra, ragazzi, abbiamo Ha un centrale che ha voluto fatto... fare il libero in questa stagione, ha voluto lui. Mimmo Laganà si aiuta con il nastro, quasi manda in controtempo Bottino, schiaccia dall'altra parte Nicolosi, che si rifà subito. 11-15. Fabio li ha fatti tutti, allenatore. Sì, è vero. Quando non ce l'avevamo. Tanto c'è un cambio, entra il numero 5 Giardina, che avevamo già visto, ed esce Bottino. Tanto è... Chi è entrato al posto di Bottino? Giardina? Giardina, San Filippo al servizio. Sì, schiacciatore per schiacciatore. Servizio su Max Lopetrone, rimanda di là Marco Pugliatti. Poi Mimmo Laganà, Pugliatti al centro per la pipe di Emanuele Renzo. Non era invasione? Non è out, ma non con i piedi. Non con i piedi. Solo i piedi gli mancavano. Era coricato praticamente nell'altro campo, ma ha lasciato i piedi nel suo campo. 11-16. Quindi ancora San Filippo al servizio, a fil di rete, Lopetrone così, Alzenberger, Filianoti per Filianoti. C'è un'invasione di Filianoti. Di quale Filianoti? Non lo so. Federico, di Francesco, numero 13. che ha alzato forse. Chi è che ha alzato? Francesco ha alzato. Francesco ha alzato, e Federico sì, ha... time out. Ci vuole questo time out. 11-17, sembra di rivivere il primo set, però a parti inverse un po', anche se in questo caso sono molti gli errori della primo Jolly. set eravamo 17-11, qui siamo 11-17. Non l'ho detto apposta. Comunque stavo dicendo, no, che nello scorso set comunque Viagrande non ha fatto tanti errori, quindi erano punti conquistati dalla Jolly. Invece in questo set sono punti regalati dalla Jolly. Molto aiuto. Perdo la cuffietta in continuazione. La togliamo del tutto così. Sempre San Filippo, il centrale al servizio per Viagrande sul Lopetrone. Marco Primo Pugliatti tempo al centro, troppo bassa, dovuto correggere perché era bassa. +7 per Viagrande Catania, e sembra aver preso la via giusta, la via grande. La via grande, ha preso l'autostrada. Servizio teso sul Lopetrone. Pugliatti al centro, stavolta si trova Marco Pugliatti con Filianoti, ed è il 12° punto per la Jolly 5 Frondi di Mister Giglietta. Esce Giardina e rientra Bottino. Si chiude il cambio. Filianoti al servizio, è rimasto in campo Federico. Tocca De Costa, ace sporco per la Jolly 5 Frondi. Sì, comunque mi sa che era... Rivediamo. Mi sa che era in campo, Sì, era in campo. Poteva andare con un palleggio probabilmente De Costa. Quindi ancora Federico Filianoti al servizio su Boscaini. Pallone alto, non ci può arrivare Bottino. 14° punto della Jolly 5 Frondi.
Dicevo degli errori del Via Grande che non ce ne sono stati fino adesso. 2 di fila. E quindi ancora Filianotti al servizio. De Costa ancora così così la sua ricezione. 15° punto della Jolly 5 Frondi. Forse ha bisogno di un time out mister Trombetta. Federico sta cambiando battuta. Sì, va una volta a sinistra e una volta a destra con sì, la una battuta. volta tesa, una volta a campanile. Questa volta ha piegato le dita, questa volta è a campanile. Mani out. Chiude bene la LCT Warriors Via Grande con il Nicolosi. 15-19. E quindi si prepara, attenzione, al servizio l'opposto Nicolosi, che ha fatto male fino a qui alla Jolly 5 Frondi. Riceve Lopetrone, Pugliatti in bugger per Emanuele Renzo che ferma la sua rincorsa, poi schiaccia molto bene Nicolosi, out. Cercato e trovato, ma pallone completamente out. 16° punto Jolly. Benissimo Emanuele Renzo. Oggi si sta coordinando bene Gabriele, sta facendo delle schiacciate molto potenti Renzo. Filianotti al servizio, riceve Bottino, la palla proprio per Bottino, muro il monster block di Marco Pugliatti che si riporta a -2. Francesco Filianotti sempre al servizio su Bottino. Pipe Boscaini. Boscaini. Immagino il Via Grande, ragazzi siamo un po' in difficoltà, ci stanno per riprendere, diamo palla a Peppe Boscaini. È lì. E siamo in zona Cesarini, siamo arrivati a 20 con Bottino al servizio, jump float per lui, tesa. Si aiuta col nastro, riceve Lopetrone, Pugliatti, va da Mimmo Lagana. E come sempre risponde a Peppe Boscaini, 18-20, è sempre lì la Jolly 5 Frondi. Che bei colpi che stiamo vedendo oggi al Pallabonini. Servizio Jolly, Marco Pugliatti. +1. Spin per lui, su De Costa, ancora un po' in difficoltà. Bottino in bugger per Peppe Boscaini. Bene, copertura a fondo Filianotti. di Federico Filianotti. Pugliatti va dietro da Mimmo Laganà, tiene in gioco De Costa. Boscaini, il pallonetto e c'è il fallo di Peppe Boscaini. No, corregge il secondo arbitro. In effetti a me è sembrato il fallo di Mimmo Laganà. 18-21. Mimmo Laganà va dal secondo arbitro, dirgli io non l'ho toccata la rete. È difficile da vedere, vero? Sì, abbiamo l'arbitro completamente davanti. Comunque sì, dai, forse si vede che era, il muro, il primo era sotto la faccia del primo, sì. Quindi il secondo, che era dalla parte opposta parte, tra l'altro, ha corretto la chiamata. Ha corretto, però il primo, se non lo vede il primo che c'era sotto gli occhi. Sì, ma a me comunque è sembrato che avesse toccato il muro della Jolly. Cambio per Via Grande, cambio già visto, è uscito Bandieramonte ed è entrato Libra. Altre proteste di Mimmo Laganà. La sua battuta si libra nel campo. Comunque gioco che può riprendere. Piccolo stop dopo le proteste e il cambio. Libra.
Si ferma si sulla ferma. rete, 19-21, rimane a -2 la Jolly Cinquefrondi. Adesso il servizio con Emanuele Renzo, si chiude il Renzo. cambio, Libra esce, rientra Bandieramonte e poi Bandieramonte che lascia il posto al libero De Costa. Quanto costa? A proposito dei liberi, ricordatemi che tra poco dico una cosa. Ne liberi una. Ne libero una. Time out del Via Grande. Time out, Via Grande. È un po'... La puoi Sì, liberare ci ora? sta perché comunque a -2 siamo nella zona calda del set. La vuoi liberare ora? No, che in Serie A3 c'è una nuova regola. Adesso il libero può andare a muro. In realtà sì. E adesso E chi, è successo alla squadra di mister Tomasello, che salutiamo. Contro il libero è andato a muro, si è ritrovato là davanti, ha deciso di saltare, l'arbitro ha lasciato scorrere il gioco. Ah. In teoria doveva essere fallo, ma comunque il gioco poi continua. Nuova regola, caspita. Ho approfittato del time Tommy out per cosa ha detto? Non ha raccontarvi detto nulla. questa cosa. Tommy non ha detto nulla, non hanno No, lascia protestato. stare, lascia stare. Hanno fatto casino. Sì, un po' sì, con qualche post su Facebook. Poi c'è stato pure un comunicato stampa della società. Gli dice mandate a Però scuola di nuovo forse, l'arbitro. giustamente non Emanuele era, Renzo. forse non era manco da ripetere la partita, è un po' impensabile. Comunque Renzo al servizio, Bottino, l'attacco centrale, il muro della Jolly recupera De Costa, Boscaini chiamato in causa, c'è il muro della Jolly, ancora Boscaini, tocca il muro composto da Laganà e Remo per il 22esimo punto del Via Grande. Jolly sopra 1-0 di set, sotto però di 3 punti in questo set. Lo Presti al servizio. Si ferma sulla rete e si porta a 20 la Jolly Cinquefrondi. 2 errori consecutivi al servizio per la LCT Warriors Via Grande. Dicevamo a proposito di errori. Adesso la Jolly al servizio con Fabio Remo. Su Beppe Boscaini. Primo tempo. Bravo, bello. Di Lo Presti. Molto rapido questo primo tempo. Con pallone basso. Ottima scelta. Muro inesistente. Di Lo Presti. 20-23. Ed è Beppe Boscaini ora al servizio. Siamo in piena zona Cesarini. Al fil di rete riceve Lo Petrone, Pugliatti dietro da Mimmo Laganà, mani out per il 21-23. +2. Jolly che rimane lì attaccata. Sì, non riesce a riportarsi a -1. Ha recuperato, eravamo a -6. Vabbè, questo sì. Time out di nuovo Via Grande. Sì. Ci sta a chiamarli tutti e due a ridosso Sì, sulla del 25. sulla battuta di Mimmo che sarebbe andato in spin, spezza il gioco. Mimmo Laganà, servizio per la Jolly dopo il time out. Spin per lui, si ferma sulla rete e porta al set point Via Grande Catania, 21-24. 3 a disposizione come nello scorso set. Parti 21-20. Come? Non ti seguivo, ho messo la cuffia ora. Scorso set 24-21, giusto? Sì. Pugliatti va da Mimmo Laganà che era un po' in ritardo, tocca il muro avversario, recupera la Jolly. Bottino
a recuperare il pallone Boscaini, alto il bugger, si tuffa Mimmo Laganà, Lopetrone alza e Renzo rimanda di là, free ball, Boscaini, Lopresti dietro, pallonetto, tocca il muro della Jolly, l'alzata di Lopetrone per Mimmo Laganà, tutto braccio, ancora Boscaini, pallone che però si insacca. Mamma mia. 22-24, annullato il primo set point. Preso in controtempo qui il giocatore della Via Grande dopo il rimbalzo del pallone sulla rete. Al servizio Federico Piglianotti errato, si ferma sul Piglianotti nastro. che regala il set al Via Grande. 1-1 e palla al centro, se fossimo stati nel calcio. In questo caso palla al fondo. E si va verso il terzo set. Fischia l'arbitro, mentre abbiamo recuperato anche una telecamera.
Tutto pronto per il terzo set qui al Palabonini di Cinque Frondi. Jolly in campo con Pugliatti, Filianoti, Renzo, Dionisio Di Pasquale che torna in campo, Massimiliano Lopetrone, Remo e Mimmo Laganà. Via Grande in campo con Bandieramonte, Boscaini, De Costa, Bottino, Lopresti, Nicolosi e San Filippo. Pallone su De Costa, Lopresti alza dietro per Nicolosi, ottiene il primo punto di questo terzo set. Con Max Lopetrone che non è riuscito a tenere in gioco. Dionisio Di Pasquale riceve per la Jolly, si propone per il pallonetto, recupera San Filippo, Bottino in bugger per Peppe Boscaini, si aiuta con il nastro, recupera a fondo Emanuele Renzo, un pallone così così, rimanda di là Dionisio Di Pasquale, poi contrasta a muro la Jolly Cinque Frondi, questa praticamente un'alzata per Via Grande, poi pallone che non è più giocabile, 2-0 per gli ospiti. Mimmo Laganà per la Jolly Cinque Frondi, 1-2. Ha battuto Fabio Remo per la Jolly Cinque Frondi, Peppe Boscaini, murato, ci arriva l'alzatore del Via Grande, poi il money out ottenuto da Nicolosi, 1-3. Al servizio Lopresti, riceve Max Lopetrone, Pugliatti, va da Mimmo Laganà che accorcia subito le distanze, 2-3. Sbuccia la palla Bottino, ha battuto Mimmo Laganà, De Costa tenuto in gioco, pallonetto, Mimmo Laganà in copertura, Pugliatti va dall'altro lato da Dionisio Di Pasquale che ottiene il massimo e pareggia tutto, 3 pari. Pin per lui. Ace per lui. Bella botta dell'opposto del Jolly Cinque Frondi, 4-3. Abbiamo meritato per lui. Pallone che però si ferma sulla rete, 4 pari. Quindi ora al servizio Peppe Boscaini per le GT Warriors Via Grande, ex ricordiamo della Jolly Cinque Frondi. Dionisio Di Pasquale ricevuto così così l'alzata, infatti Dionisio Di Pasquale deve andare col mancino, non riesce però ad ottenere il massimo, 4-5
subito in vantaggio Via Grande Catania. No. Ritorna in vantaggio Via Grande dopo che sarà raggiunta. Tanto Beppe Boscaini al servizio. Figlianoti riceve il bugger Pugliatti per Mimmo Laganà senza muro, recupera poi Lopresti e poi manda di là Boscaini, free ball Jolly con la pipe di Emanuele Renzo che colpisce all'ultimo secondo questo pallone. Lopresti risponde in pipe, Boscaini che si tuffa poi per il recupero e il monster block della Jolly 5 pronti, anche se ci potevano stare i 4 tocchi. Ci potevano essere 4 tocchi, la palla non aveva toccato il muro. Comunque la Jolly ha ottenuto il punto del pareggio. Servizio Dionisio Di Pasquale. Spin per lui, si blocca sulla rete. Di nuovo in vantaggio la formazione ospite. San Filippo al servizio. Su Massimiliano Lopetrone, primo tempo. Lopresti alza per Nicolosi, mani out. Pallone che arriva quasi a sbattere la nostra telecamera qui su. 5-7 break. San Filippo, pallone corto su Lopetrone, duello aereo, si tuffa Mimmo Laganà, Lopetrone in bugger per Emanuele Renzo che smanaccia questo pallone. 5-8 più 3 del Via Grande. Battuto ancora San Filippo, il pallonetto di Laganà. Lopetrone in bugger proprio per Mimmo Laganà, ma salta Marco Pugliatti. Lopresti tocca il muro della Jolly. Dionisio Di Pasquale, Pugliatti dietro da Mimmo Laganà per il money out. Quando si riesce a costruire, la Jolly è sempre incisiva nell'attacco. A fil di rete Lopresti per Bandiera Monte, poi Lopresti si tuffa ingannando il suo compagno di squadra. 7-8. 7-8, 8 pari, 7-8, giusto? Sì. Figlianotti al servizio. Riceve bottino, Lopresti va dietro da Nicolosi, sbuccia le mani del muro avversario, ottiene il 9° punto. Adesso stiamo vedendo un po' meno colpi spettacolari come prima, più giocate d'astuzia e ci sta il terzo set. Nicolosi al servizio. Occhio alla sua spin su Dionisio Di Pasquale. Marco Pugliatti dietro da Mimmo Laganà. Non tiene in gioco De Costa. Ed è lungolinea di Mimmo Laganà e De Costa. Gli costa un mani fuori. De Costa, scusa. A De Costa gli costa un mani fuori. Giusto. Marco Pugliatti al servizio. Spin per lui. Su De Costa. Hop, non ci arriva Nicolosi, quindi free ball. Pugliatti dietro da Mimmo Laganà. Ci mette una pezza Nicolosi. Out il suo colpo. 9 pari. 9 pari. Non era facile schiacciare questo pallone.
perché il pallone era molto arretrato. Spin per Marco Pugliatti, colpisce l'asta. 9-10. Non riesce a passare in vantaggio la formazione di Mister Giglietta, sotto praticamente dal secondo set. Bottino al servizio. Out. Colpisce male qua lo schiacciatore del Viagrande. Carica Emanuele troppo. Renzo al servizio. Out anche Out questa. Palla out chiama, palla out risponde. 10-11. E come dicevo prima, una pallavolo un po' meno spettacolare rispetto ai primi due set. Bandiera monta al servizio, al limite della pestata. Bravo. Dionisio Di Pasquale piega prima le mani del muro e poi quelle di Bottino a fondo campo. Solo numeri 1 sul tabellone. 1-1 di set, 11 pari il punteggio. 1111. 11.000. Fabio Remo al 111. servizio per la Jolly. Tesa su Boscaini. No, chi era? Mimmo Laganà, poi Boscaini, lungolinea, tiene in gioco Pugliatti, ancora Mimmo Laganà, ancora palla tenuta in gioco, quindi Remo in bugger, ancora da Mimmo Laganà, De Costa tiene in gioco, ancora Mimmo Laganà, si muove tantissimo la rete, Dionisio Di Pasquale poi ottiene il money out. Quindi passa in vantaggio la formazione di Mister Giglietta, 12-11. C'era un'invasione a rete, sì, non nettissima. vista dal secondo né dal Se primo. l'è tirata la rete. Hanno protestato tutti, anche la... Al servizio il numero 9 della Jolly 5 Frondi, Fabio Remo. Jump float per lui. Tesa su Bottino. Lo presti, va primo al tempo centro. Di San Filippo. Tiene Remo e risponde poi ancora. Parata doppia, parata doppia. Moser block della Jolly 5 Frondi. L'hanno presa in due. 11. Sembra proprio di sì. L'hanno presa in due. Abbiamo rivisto il replay. Ora un po' di confusione nel campo del Viagrande, in queste zone di conflitto. Vedrai che chiamerà time out al prossimo. Sì, Mister Trombetta dovrebbe chiamare se time non out. fa il punto. Primo tempo di San Filippo altro monster block del Jolly 5 Frondi, Filianotti, 14-11, non passa Viagrande, più 3 per 5 Frondi. Visto? Eccolo, mi sa che lo chiama. No, non l'ha chiamato. Non lo chiama Mister Trombetta, il time out. Quindi ancora Fabio Remo al servizio. Oh! Su De Costa, lo presi a smarcare il muro avversario. Pallone che tocca l'asta, mi sa. Toccato l'asta? Secondo me sì. 14, non la possiamo 12. vedere. Non ha toccato l'asta. Comunque ha chiamato palla ha fuori. chiesto out, quindi ha toccato l'asta. O ha toccato la rete. Forse sul secondo tocco, ovvero su quello di Pasquale. Servizio Viagrande, riceve Dionisio Di Pasquale. Pugliatti va proprio dal capitano Dionisio. Lo presti. Che c'è? Boscaini trova un angolino d'esperienza, la mette lì. 14-13. lo presti al servizio. Si ferma sotto il nastro. Errore al servizio di Lopresti. 15-13.
Adesso c'è l'opposto della Jolly 5 Frondi al servizio, Mimmo Laganà. Si prepara. Pallone che ritorna nel campo della Jolly. Pugliatti cerca proprio l'opposto Laganà. Lo Presti, Boscaini in bagger per Nicolosi. Pallone che danza sul muro avversario. Ancora Mimmo Laganà. La parata di Max Lopetone, ma sono tutti a terra i giocatori della Jolly 5 Frondi. Erano tutti a terra, non c'è stata possibilità di recupero. Che scambio. 15-14. Che recuperi. Si riaccendono adesso le due squadre. Eh sì. Dopo un inizio un po' morto in questo terzo set, con tanti una errori. Ricezione di Beppe Boscaglione ad una mano che rimanda al mittente. Pallone su Dionisio Di Pasquale, alza Filianoti proprio per Dionisio Di Pasquale. Non tiene in gioco De Costa, ottiene il massimo la Jolly 5 Frondi da questa situazione, perché ha alzato non un era centrale, una bella ricezione. Ha alzato il bagger, il centrale Filianoti. È stato bravo, molto bravo Dionisio Di Pasquale a schiacciare forte, a trovare lo spiraglio giusto. Ed è proprio il capitano della Jolly al servizio. Eccolo inquadrato. Stavolta cambia battuta. De Costa riceve, Lo Presti al centro. Una c'è San Filippo che sale veloce. 16-15, si riporta a -1 Via Grande Catania. E San Filippo al servizio. Non mi pare la tendina. Forte la schiacciata della Jolly 5 Frondi. Il pallonetto legge bene Laganà. Poi Emanuele Renzo tocca il muro, quindi gioca ancora la Jolly. Chiamato ancora in causa Mimmo Laganà con un lungo linea vincente ed in campo. 17 per la Jolly 5 Frondi, 15 per Via Grande Catania. Quindi Francesco Filianoti per la Jolly. Bottino riceve, Lo Presti dietro. Cade questo pallone davanti a Dionisio Di Pasquale. Il colpetto del Via Grande con Nicolosi. 17-16. Nicolosi, spin per lui, buona su Lopetrone che tiene in gioco. Alto il bagger di Mimmo Laganà, tocca il tetto e recupera Via Grande. 17 pari. Ha voluto caricare questa alzata Mimmo Laganà per farla cadere, arrivare molto alta, però è andata troppo alta. Quindi ancora Nicolosi pronto al servizio. 17 pari. Duello aereo, si tuffa Mimmo Laganà, non ci arriva, o perlomeno ci arriva. Eh sì, non c'era nessuno da quel lato perché Mimmo era ancora in fondo campo. 17-18, nuovo vantaggio per Via Grande Catania. Seconda forza del campionato Via Grande Catania, dietro a Volley Letojanni. Settimana prossima per Via Grande c'è una bella partita perché affronterà la Raffaele Lamezia. Nicolosi su Dionisio Di Pasquale. Marco Pugliatti alza per Emanuele Renzo, colpisce troppo forte il pallone. 17-19, break, formazione ospite. È chiamata in out meno male mister Giglietta. Sì, perché se no la testa, Gabriele,
non giocano più in concentrati. Si muove. Ancora Nicolosi, gioco che riprende adesso dopo il timeout chiamato da mister Giglietta. Riceve Emanuele Renzo, arriva Marco Pugliatti, dietro per Mimmo Laganà, tiene il gioco De Costa, lo presti, alza in pipe per Peppe Boscaini, 4-4. Pallone che si è nettamente fermato sul nastro, 18-19. Sì. Marco Pugliatti per la Jolly. Spin out. 20° punto per Via Grande Catania. Di pochissimo Sì, fuori non dal è uscita di campo. tanto. Giusto oltre la linea. Eh beh sì, Basta. certo, questo per forza. Cubu, bottino. Dionisio Di Pasquale riceve Mimmo Laganà in pallonetto. Pallone che rimbalza a terra. Non ci è arrivato Nicolosi. 19° punto Jolly. Prende mano Sì, e campo. Cambio al servizio, è uscito Emanuele Renzo, è entrato Federico Filianotti sul 19-20. Le indicazioni di mister Franco Giglietta. Eccolo qua, il nuovo entrato in questo set. Bottino riceve, lo presti, alza per Peppe Boscaini. Pallone in. L'ha messa lì dove non c'era nessuno, Peppe Boscaini. Altro colpo di esperienza per lui. Tanto il cambio visto e rivisto del Via Grande. No, è entrato il numero. Non è il numero 10? No, No, è il no. numero 4, ok. Non ce l'ho. È dato, dato. Dato. Bato alla battuta. Servizio su Lopetrone. Marco Pugliatti va da Dionisio Di Pasquale. Buona la copertura di Dato a fondo campo. Mamma mia, Peppe Si Boscaini. coordina male Beppe Boscaini. Brutto errore per lui. 20-21. Si è coordinato un po' male. Si chiama Bato con la B. E quindi Bato? era Bato con la B. B? Bologna? Sì, Bato di Bologna. No, sì, B di Bologna, quindi è andato alla battuta. Ah, ok. Tanto si è chiuso anche il cambio. Fabio Remo per la Jolly. Su Bottino, lo presti, va dietro da Nicolosi, il muro della Jolly, copre San Filippo. Peppe Boscaini cerca la schiacciata, vuole forzare, ma come fa male, prima. È una brutta scelta, 21 pari. E da un giocatore d'esperienza come lui non ti aspetti questo colpo. Fabio Remo pronto alla battuta. Su Bottino, lo presti, va da Peppe Boscaini, pallone che rimbalza sul muro di Laganà. L'alzata di Remo per Mimmo Laganà, out, palla peccato. out. Palla out, non c'è il tocco. 21-22.
Era oltre il muro lo schiacciatore della Jolly. Dionisio Di Pasquale chiamato ancora in causa Mimmo Laganà. De Costa alza per Peppe Boscaini, che era riuscito a riprendere il pallone dopo in autocopertura. Mamma mia, 22 pari. Che Guarda partita! qui il replay, guarda qui il replay, come Che è stato partita! reattivo. Bravissimo Boscaini, purtroppo però i compagni di squadra non sono riusciti ad arrivare sull'altro tocco. Time out. Eh sì, perché dall'altra parte c'era già Mimmo Laganà pronto. (22 pari), di nuovo in campo le due squadre. Quadrata la linea difensiva del Via Grande. Boscaini con De Costa, Bottino, e a fianco c'è anche l'opposto, Mimmo Laganà per la Jolly Cinquefrondi. Spin per lui, danza sul nastro, Bottino, lo Presti, tiene in gioco Lo Petrone. C'è il fallo del muro della Jolly, però secondo il secondo arbitro, gioco di parole, pardon, 22-23. Boh. Non so, Tu hai visto qualcosa? Non si è mossa più di tanto la rete. Comunque i giocatori della Jolly non protestano, se non Pugliatti che un pochettino si lamenta sulla scelta. C'è il cambio della Via Grande, esce Bottino, entra il numero 5 Giardina. Muro. Peppe Boscaini al servizio sul 22-23, zona calda del set. Che ha chiamato? C'è Time out. Time out mister Giglietta, chiamato all'ultimo secondo. Questo time out. Inquadrata la panchina della Jolly Cinquefrondi. Secondo allenatore, coach Arlotta. Pallone su Dionisio Di Pasquale. Pugliatti va dietro, da chi se non da Mimmo Laganà. 23 pari, c'era arrivato su questo pallone De Costa, ma non è bastato, perché davanti a lui non c'era nessuno in aiuto. Quindi 23 pari. Si chiude il cambio, rientra Bottino. Dionisio Di Pasquale al servizio. Giardina. Sì, per la Jolly il capitano al servizio. Time out anche da quest'altra parte. Altro time out. Sicuramente è un momento importante per tutte e due le squadre sull'1-1 di set. Eccola qua inquadrata la formazione ospite. Secondo time out per di mister Trombetta. Jesus, beh. Gioco che può riprendere al Palabonini. 1-1 di set, 23 pari. Dionisio Di Pasquale al servizio.
Ricevete Costa. Primo tempo di San Filippo, out, è out. out. Non se l'aspettava nessuno questo pallone out, perché era ben piazzato il centrale del Via Grande. Sul 23 pari. 24-23, set point per... E uno solo, Dionisio Di Pasquale al servizio. Pallone out, completamente out. 24 pari. Ad oltranza in questo aeroplanino. set. Ad oltranza. Con San Filippo al servizio. Max Lopetrone riceve, Pugliatti dietro da Mimmo Lagana. Ed è lungo linea di Mimmo Lagana. Secondo set point nelle mani di Francesco Filianoti. Giusto? Non ho visto. Quello è Francesco, Federico è in Sì, campo. sì. Sì. Lopresti va da Bottino, tiene in gioco Filianoti, Pugliatti va ancora da Mimmo Lagana, De Costa la prende, Lopresti alza per Nicolosi. No, era di qua la palla. Da Bandiera Monte, ma forse poteva essere una invasione aerea. Caspita. Il pallone era sotto la rete. Era a filo di rete. Replay. Era a filo di rete. 25 pari. Rivediamo. Era nel campo Jolly. Era a fil di rete, sì. Era al campo Jolly a fil di rete. Occhio a Nicolosi in battuta. Si ferma sulla rete. 26-25 in un momento molto particolare. Decide di sbagliare la battuta Nicolosi. E penso sia il suo primo errore con le spin. Marco Pugliatti al servizio con la spin. Concentrazione per Marco. Si aiuta col nastro, De Costa riceve la palla da Peppe. Pipe di Boscaini. Ci stiamo divertendo. 26 pari. Bella pallavolo. Bottino pronto al servizio. Riceve Filianoti. Mimmo Lagana chiamato in causa. De Costa ci mette un braccio su una palla che forse sembrava destinata out. Poi il pallone rimbalza sul tetto del Palabonini. 27-26. No, pallone era nettamente in campo. Fatto bene De Costa. Federico Filianoti al servizio. È il quarto set point della Jolly. 27-26. Su De Costa. Peppe Boscaini. Rimbalza sulla testa del muro avversario il pallone. Mimmo Lagana. Mimmo Lagana a chiudere questo terzo lungo set. 2-1 per la Jolly 5 Frondi e una bolgia il Palabonini. Una bellissima pallavolo da una parte e dall'altra. Non ci poteva essere risultato più bello per questo set. 28-26. Era da un po' che la Jolly non andava a vincere un set con il punteggio ad oltranza, La curva della Jolly inquadrata. Mi sembra di conoscerli questi soggetti. È la mia gang, è la gang del catechismo. Salutiamo la gang del catechismo.
Vediamo inquadrata la panchina del Via Grande con il numero 3 Nicolosi a chiacchierare con San Filippo. Adesso è inquadrata la panchina Jolly con Marco Pugliatti a battere un po' il 5 a tutti. Poche indicazioni. Inquadrato Mimmo Laganà. Come? Inquadrato Mimmo Laganà. Oh. La pacca sulla spalla di Dario Pronesti. Eccole le indicazioni di mister Franco Giglietta. Coach Arlotta va a consegnare la formazione al secondo arbitro. Francesca Fidale al referto. Si scaldano i giocatori del Via Grande, lo vedete alla vostra destra. Pronta la Jolly ad entrare, confermato la coppia Filianoti. Parlavamo di ex allenatori Jolly, eccolo inquadrato Antonio Polimeni, sempre presente qui al palazzetto, e cittadino onorario di Cinquefrondi, sì. Renato. Tanti anni passati con la Jolly, con Mimmo Laganà, Beppe Boscaglini. Altro ex allenatore Jolly inquadrato, Eccolo, pescato dal nostro cameraman Francesco Bonini, mister Tonino Chirumbolo. amico Tonino. Controlla le formazioni il secondo arbitro. Controllo Jolly. Ora controllo ah no, ancora no. Giusto le posizioni. Jolly in campo con Remo centrale, Laganà, Filianoti, Di Pasquale, Lopetrone e Pugliatti. Dimentico qualcuno? Ah sì, c'è Federico Filianoti al posto di Emanuele Renzo. Sì, come dicevo, è confermato la... Sì, sì. Come mai? Via Grande in campo con il solito 6, quindi Boscaini inquadrato, poi De Costa, Bottino, Bandieramonte, Nicolosi, San Filippo, Lopresti, il giocatore in campo per Via Grande. Partita che riprende, raccoglie il pallone Via Grande, free ball, Remo, Pugliatti che rimanda di là, frega gli avversari. 1-0 per la Jolly Cinquefrondi. Disattenti qua i giocatori del Via Grande. Comunque molto bravo Marco Pugliatti ad ingannare gli avversari. 1-0. Dionisio Di Pasquale al servizio. Riceve De Costa ad una mano, poi mette giù muro di Francesco Filianoti. Break Jolly. Finalmente con tutti e due in campo riesco a ricordare i nomi. Ops. Battuta out di Dionisio Di Pasquale. 2-1, primo punto della Via Grande. Beppe Boscaini al servizio.
Pugliatti va da Oh! Federico Figlianoti. Oh, e cos'è? Si presenta così in questo set. Tre a 1, Jolly Cinquefrondi. E adesso Francesco Figlianoti al servizio. Riceve De Costa. La palla va da Bottino. Recupera la Jolly. Pugliatti cerca Federico Figlianoti, ma va in palleggio. De Costa. Ancora Bottino. Alza questo pallone. Laganà. Il bugger di Pugliatti per Laganà. Pallone che rimbalza sulla rete. Nel tentativo di recupero di Bottino. 4 a 1 per la Jolly Cinquefrondi. Intanto dietro di noi passano i ragazzi della LAC Reggio Calabria, perché subito dopo di questa partita ci sarà la partita Under 17 tra la Jolly Cinquefrondi e Reggio Calabria. Riceve De Costa. Primo tempo Vincente. di Bandiera Monte. 4 a 2. Con Bandiera Monte ora al servizio. Pugliatti va da Mimmo Laganà. Tocca il muro avversario e mette a segno il 5 a 2. Spin di Pugliatti, eccola che arriva. Eccola. Su De Costa che bene. tiene. Sì, sì. Non può intervenire Bottino. Pugliatti gira da Mimmo Laganà e ottiene il money out. Si è dovuto fermare 6-2. Mimmo. Sembra essersi un po' spenta adesso Viagrande, che deve cercare di recuperare le forze. Un po' meno corsa in campo. Alzatore della Jolly al servizio. Pallone che rimbalza sul nastro. Out, ma c'è il fallo del muro della Jolly Cinquefrondi. 6-3. Peccato. La rete a fine campionato, poi ve la regaliamo. Giusto? Ora lasciatela. Non la potete portare via. Quadrato, sì. Beppe. L'uomo con le ali. Oggi l'abbiamo battezzato così. L'uomo con l'elio addosso, che vola e rimane in aria e non scende. Servizio spin di Nicolosi. Riceve Federico Figlianoti. Pugliatti va da Mimmo Laganà. Bene. Salta e fa bene, lo presti. Eh sì, non c'era questa volta il muro. Sì, aveva letto Mimmo Laganà, però non era in linea. Bottino al servizio. 6-4. Out. 7-4. Out, però non di molto, Sì, sì. Perché il pallone è sceso 5 centimetri. Il pallone è sceso all'improvviso. Federico Figlianoti al servizio. Sì, a lui. Lunga su Bottino. Primo tempo sempre di San Filippo. Ormai questa l'abbiamo vista tante volte. Continua a funzionare. Non c'era il muro centrale da noi. Continuano a funzionare gli attacchi dal centro del Viagrande. Sì. Anche però l'abbiamo originato già nei set precedenti. Abbiamo visto dei muri della Jolly consecutivi. Questo è out. Out anche questo servizio, però 8-5. Altro errore per Viagrande. Ed è pronto quindi per la Jolly Fabio Remo.
Sempre pallone insidioso il suo. Peppe Boscaini ha ricevuto bene. Primo tempo letto dai giocatori della Jolly. Pugliatti alza per Dionisio Di Pasquale. Pallone che rimbalza sulla rete. Ottimo il recupero di Nicolosi. E poi pallone che cade nel campo della Jolly. 8-6. Non si distende Marco Pugliatti. Palla che gli cade quasi vicino ai piedi, ma non ci poteva arrivare. San Filippo al servizio per Viagrande. Su Pallone Dionisio Di flottante. Pasquale e Dionisio che schiaccia. Bravo. Si è tuffato San Filippo per intercettare questa palla. Ha trovato un'ottima schiacciata Dionisio Di Pasquale. Non Sì. ha potuto far niente il giocatore del Viagrande. Più 3 per Mimmo i 5 Laganà frontesi. al servizio. Vediamo questa spin. Su Op. Tocca l'asta poi l'alzata di Lopresti. 10° punto per la Jolly 5 Frondi. Forte la spin di Mimmo Laganà. Chiama timeout la formazione ospite. Il primo di questo set. Abbiamo inquadrato Mister Arlotta a parlare con Dionisio Di Pasquale e Giglietta con Fabio Remo. Dall'altro lato, dove bevono un po' tutti, in effetti c'è bisogno di ricaricare le energie. Con ricordi Viagrande sotto di 4 Gabrieluccio punti. quando eri baby cam che avevamo il microfono in campo con l'asta, il microfono in panchina, Sì, è vero. quando Gabriele aveva Abbiamo 7 fatto anni. anche quella. Ovviamente con il permesso degli arbitri e degli Certo. allenatori. Mimmo Laganà al servizio. Spin per lui. Tiene benissimo bottino. Boscaini ottiene il massimo con questo money out. Sì. 10-7. Ottima tenuta di De Costa sulla schiacciata di Mimmo Laganà. E poi ricostruzione. Lopresti al servizio, riceve Lopetrone. Mimmo Laganà per Ed la è Jolly out. 5 Frondi. Pallone out, sì. Il suo lungolinea finisce out. 10-8. Dritto per dritto questo pallone. Ha cercato il lungolinea. È andato oltre la linea. Ancora Lopresti al servizio. Riceve Di Pasquale. Pugliatti dietro da Mimmo Laganà. Di nuovo De Ancora quel Costa. colpo, tiene benissimo De Costa. Boscaini schiaccia. Ma c'è Remo, Bene, Remo. dall'altro lato. Dionisio Di Pasquale. De Costa Ottimi risponde colpi. dall'altro lato. Boscaini di nuovo. Autocopertura. E rimanda di là la Jolly. Free ball. Vediamo come viene. Con l'attacco centrale. Altro recupero della Jolly 5 Frondi. Viagrande gioca con Boscaini. Peppe Boscaini. Altro recupero della Jolly 5 Frondi. Dionisio Di Pasquale, il muro. Poi Lopetrone si tuffa. Pugliatti dietro da Mimmo Laganà. Altro muro. Altro recupero della Jolly 5 Frondi. Duello aereo. E Bandiera Monte manda dove non c'è nessuno. Lungo scambio tra le due squadre. Lungo, Sì, bello. Lungo e bello pure. 0-9. Applausi ad entrambe le squadre. Applausi belli del Pallabonini. Gli applausi anche di mister Trombetta. È bello vedere queste azioni. Bello vedere la fame nel cercare di recuperare il pallone. Pallone a fil di rete, si tuffa Filianotti. Pugliatti va da Dionisio Di Pasquale. Boscaini tiene in gioco. Boscaini ancora per Viagrande. Pugliatti da Mimmo Laganà che trova lo spiraglio giusto e riporta a +2 la Jolly 5 Frondi. 11-9. Che c'è? Ti sta piacendo come stanno Mi sta giocando? piacendo sta partita. Non l'avete visto? L'ho visto io, Renato. Un bel gesto di
di apprezzamento. De Costa riceve per via grande. Nicolosi tocca le mani del muro avversario, recupera la Jolly, Pugliatti in bugger per Filianoti, recupera anche questa la Jolly 5 frondi, Mimmo Laganà sceglie di appoggiare questo pallone, un pallone d'oro. 12-9. Bello. Buona partita di Federico Filianoti, Gabriele. Penso sia la prima partita che fa schierato. Schierato, sì, Sì. sì. È entrato in qualche momento di difficoltà Filianoti. Remo tenta addirittura di recuperare anche questa, un recupero molto difficile, si porta in doppia cifra. Però ci sono andati. Dicevo, Filianoti Federico che è entrato in qualche momento di difficoltà della Jolly, ma non è riuscito mai a presentare al meglio il suo potenziale. Invece oggi sta rendendo molto fatto bene. belle giocate, belle schiacciate. Intanto il nostro amico Beppe Boscaini al servizio. Richiamo del secondo arbitro. Servizio flottante sull'Opetrone, Pugliatti va da Filianoti. Non prende è money l'asta. out, è asta. 12-11, si riporta a -1 via grande. Bella forte, peccato. Era un po' più in là. Ha preso prima l'asta e poi la mano. E si fa sotto via grande, sotto rete si fa. Al servizio di Peppe Boscaini. Se non mi sbaglio anche per lui è il primo. 13-11. Pronto Francesco Filianoti al servizio. Fischia l'arbitro. Filianoti su Boscaini. Lo presti. Va da Nicolosi. Pallonetto che non passa. Mimmo Laganà schiaccia forte. Tiene in gioco Boscaini. Lo presti. Va da Bottino. Bottino. Si porta giù il pallone Fabio Remo che era a muro. 13-12. Passa tra le mani di Fabio. Bandieramonte ora al servizio. Mimmo Laganà, azione fotocopia della precedente ma parti inverse con il muro che si porta giù il pallone. E stiamo comunque giocando senza centrale, non abbiamo fatto un attacco centrale. Sì, qualche attacco di Filianoti ma nulla di più. Tutta la partita 2? Forte la battuta di Marco Pugliatti. De Costa chiama in. Trova, se non mi sbaglio, il suo primo ace in questa partita o il secondo. Pallone che cade sulla linea, perfettamente sulla linea. Più 3. Sì, De Costa ha accusato. Eccolo inquadrato l'alzatore della Jolly 5 frondi. Riflette un pochettino prima di battere. Parte alla battuta, De Costa tiene in gioco. Bottino, mani out. Lo diciamo, certo che lo diciamo, fa bottino pieno, 15-13. E ormai questa è una battuta. Sentita e risentita. Nicolosi al servizio. Oh, ace con il nastro di Nicolosi. 15-14. Appena asciugato il campo dopo il tuffo dei giocatori della Jolly. Gioco che può riprendere Nicolosi al servizio.
Lopetrone riceve Pugliatti, va da Mimmo Laganà, è in il suo colpo, 16-14. Sì, nettamente, palla molto veloce, dava l'illusione ottica del fuori. Beppe Boscaini ha fatto segno in campo. Federico Filinota al servizio, tesa su Bottaini, su Bottini. Non riesce Marco Pugliatti a ritirare su questa palla che parte dritta verso il segnapunti. Sì, e resta a 16-15. Continua il Viagrande a cercare di riagguantare il punteggio. Riceve Max Lopetrone, Pugliatti va da Dionisio Di Pasquale. Dionisio che a tutto braccio ottiene il 17° punto. Partita che continua con questo ritmo, più 2+1, più 2+1. Fabio Rema al servizio. Attacco centrale sempre non di c'è San Filippo. Ottimo primo tempo. Ecco, non stiamo più Warriors. bloccando i centrali. Un solo muro. Francesco non riesce a contrastare gli altissimi centrali del Viagrande. Pallone corto, messo in difficoltà Massimiliano Lopetrone, ace che permette a Viagrande di riagguantare il punteggio dopo svariati tentativi. San Filippo quindi ancora al servizio. Chiama formazione, capitano Di Pasquale. Qualcosa da dire ai suoi compagni. San Filippo, pallone su Fabio Remo, Pugliatti va da Mimmo Laganà, il pallonetto, mani out. Tocca Beppe Boscaini che si accusa. Sì. Si è visto il rimbalzo. L'opposto della Jolly al servizio, ha ritardato per mezzo secondo il colpetto, poi pallone rimandato di là, free ball Jolly, Pugliatti va ancora dall'opposto Laganà. Pallonetto, si tuffa Lopetrone, Pugliatti va da Dionisio Di Pasquale, Lopetrone ci mette una mano, chiamato in causa Mimmo Laganà che chiude il 19° punto per la Jolly Cinquefrondi. L'urlo di Mimmo Laganà dopo www.laganà.it, questo è l'url di Laganà. Ancora Laganà quindi per la Jolly Cinquefrondi, eccolo inquadrato. Fa ruotare il pallone, eccolo con la sua spin su Bottino, lo presti, va da Peppe Boscaini, si tuffa. E rimanda di là Dionisio Di Pasquale. Poteva fare decisamente meglio. Sbaglia mira. Sì, 19-18. Ha sbagliato mira. Lo presti al servizio. Dopo comunque l'ottimo recupero di Laganà. Cioè non è che devi prestare le Dionisio al servizio, lo presti e al servizio. Lopetrone, palla alta, rimanda infatti di là Marco Pugliatti. 20-18. Precisa questa palla di Marco Pugliatti. Ma forse poteva fare qualcosa di più Viagrande qua, perché no, era imprendibile, veloce, non ce la faceva. No, almeno contrastarlo un po' di più. Mi pare che era sulla palla. De Costa riceve per Viagrande, Peppe Boscaini ha preso con un piede Mimmo Laganà.
non è bastato. 20-19, il colpo era molto forte. Sì. Boscaini non fa tanti complimenti, eh. Ha una rotazione di braccio molto veloce Peppe Boscaini. La sua forza sta tutta lì. Pallone flottante e teso, Remo riceve, Pugliatti va dietro da Mimmo Laganà, un po' in ritardo qui. Ops. Recupera il Viagrande, Nicolosi, mani mani out. ed è 20 pari. Time out. Time out Jolly. Sì, chiesto da mister Franco Giglietta. Ci sta anche perché adesso ha riagguantato il punteggio il Viagrande. Inquadrato mister Franco Giglietta. Entrano in campo le due squadre. 20 pari. Zona calda del set. C'è Peppe Boscaini al servizio. Molto rapido come sempre. Palla campanile. Fabio Remo al centro. Federico. Così Francesco. Francesco Filianotti. 21-20. Di rabbia questo punto. Che colpo! Fratelli Federico sì. Francesco. I fratelli Filianoti. Adesso al servizio proprio lui. Recupera Lopresti in bagger. Nicolosi schiaccia. Tocca anche il muro Jolly. Se la chiama Mimmo Laganà. Schiaccia lui. Boscaini tiene bene, Lopresti alza per Bottino, a fondo campo Dionisio Di Pasquale, Pugliatti in pipe per Dionisio Di Pasquale, rimbalza sul muro questa palla e Mimmo Laganà riesce a schiacciare anche questa. 22-20, incredibile, non se l'aspettavano nemmeno i giocatori del Viagrande questa. Quindi ancora Francesco Filianotti al servizio. Riceve Peppe Boscaini, Lopresti va dietro da Nicolosi, mani del muro della Jolly, quindi costruzione. Mimmo Laganà chiamato in bene causa. anche De Costa pipe di Boscaini, tiene in gioco Di Pasquale. Federico Filianotti per il 23-22 sull'alzata di suo fratello Francesco. I fratelli Filianotti. Sento la musica. Ma la mamma che gli ho dato da mangiare oggi, eh? C'è la mamma qui, ci sono? Non lo so, non li conosco ancora. Non li conosco neanche io. Saranno sicuramente contenti. Stanno vedendo la partita. Sempre così, dategli sempre questo da mangiare. Stiamo vedendo sicuramente una bella partita qui al Palapanini. Penso la partita finora più bella della Jolly. Sì, decisamente. All'andata tra l'altro la Jolly aveva fatto un bel primo set. All'andata la Jolly ha fatto un bel primo set, sì, però l'ha perso se non mi sbaglio, sì, poi quella partita è finita 3-0 per Viagrande. Filianotti al servizio, riceve Peppe Boscaini, Lopresti va da Bottino, pallonetto, recupera autocopertura di Pugliatti, il bagger di Remo, poi out. Il colpo di Mimmo Laganà. 23-21, si riporta a -2 Viagrande. Mamma mia che bonus che è in campo Fabio Remo, perché nelle situazioni di difficoltà in cui va
al primo tocco Marco Pugliatti, ovviamente il secondo è Fabio Remo. Doppio cambio per Gabriele. Gabriele. Sì, Doppio cambio. cambio. Per Viagrande, Bottino esce, entra Allora è il numero entrato il numero 5. 4 che era dato. Sì, è Con entrato Bato, come si chiama? Bato. Bato. Io ci avevo segnato Dato, forse sulla maglia tu avevi Io ho letto Bato. Ok. Bato Al in battuta, servizio, ho e poi è detto uscito prima. anche Bottino ed è entrato il solito numero 5 Giardina. Riceve Figlianoti, Federico, Pugliatti va da Mimmo Laganà, pallone che rimbalza sul nastro, recupera Viagrande, Nicolosi chiamato in causa, tocca il muro della Jolly, recupera Lopetrone, schiaccia Figlianoti, Remo alza dietro per Mimmo Laganà. Oh, Laganà! Non colpisce bene il No, pallone. Mimmo! 23-22. No, Mimmo! Guarda che paura! Guarda la paura del Viagrande, dice oddio! Sì, dice meno male. Meno male! E quindi ora -1 del Viagrande. Tempo chiamato da mister Giglietta. Tutti e due i time out chiesti. Praticamente quasi uno dietro l'altro. Inquadrata la panchina Jolly. 20-20, 23-22 Gabriele. Mentre vi ricordo come sempre di iscrivervi al nostro canale YouTube. Avete visto Ti sento. il tastino e Vedi la che campanellina se volete attivarla per ricevere le notifiche. Bato al servizio, riprende palla dopo il time out della Jolly. Com'era? Bato in? Battuta. 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 Riceve Dionisio di Pasquale. Mamma mia, È costretto mamma mia. a rimettere in gioco un Mamma pallone mia. velenosissimo. Pugliatti e recupera Viagrande, 23 pari. Questa è regalata, ragazzi. No, non è possibile, dai. Sì. C'è il Cambio cambio, in pista. esce Dionisio Di Pasquale. Esce Dionisio, rientra Renzo. Emanuele Renzo, alla dai. ricezione. Abbiamo regalato due palle. E sul 23 Pari. 21 non si potevano regalare due palle. Servizio di Bato, riceve Renzo. Pugliatti in bagger per Figlianoti. Murato recupera Renzo. Pugliatti va dall'altro lato da Mimmo Laganà. Pallonetto, recupera Peppe Boscaini. L'alzata verso Nicolosi, il muro della Jolly. Recupera il nuovo entrato, il numero 5. Però ci sono delle proteste plateali della Jolly 5 Frondi. Non so per che cosa, sinceramente. Sono delle proteste della Jolly 5 Frondi. Fallo di piede, forse. 23-24, set point. Si capovolge completamente questo set. Dionisio Di Pasquale rientra in campo al posto di Renzo. Ora il baricentro è tutto spostato dalla parte del Viagrande. Proteste da una parte e dall'altra. Un po' di proteste. Chiamato sotto al seggiolone Peppe Boscaini. Peppe Boscaini che adesso va a richiamare la sua panchina su indicazione sicuramente dell'arbitro. Andiamo. Gioco che adesso può riprendere con Bato che aspetta da un bel po'.
tra i fischi del Pallabonini. Riceve Dionisio Di Pasquale. Pugliatti va dietro da Mimmo Laganà. Tiene come sempre Peppe Boscaini. L'alzata di Lopresti. Nicolosi. E non c'è il fallo. Non c'è il fallo. Non si è mossa la rete. Mani out. 23-25. Le proteste del Pallabonini. Tutti increduli. Tutti increduli. Tutti increduli. 2-2. Proteste, tante proteste. In rimonta il Viagrande in questo set. Vince 23-25. E adesso tutto da rifare per la Jolly Cinquefrondi. Sarà un quinto set tutto da godere qui in diretta sull'edicola di Pinuccio. Ci sentiamo tra pochissimo. Piccola pausa. Peccato, fino ad ora non c'erano stati errori arbitrali. Una palla che in discesa dal muro carambola sulle spalle, mi pare che era Bottino. Chi era che schiacciava? No, forse Nicolosi. Rimandiamo. Sì, Nicolosi. Vabbè, da qua è impossibile vedere cosa è successo. Non so cosa stavano cercando i giocatori della Jolly. Forse ha toccato l'asta. Ha toccato col culo. Toccato il sedere di... Rivediamo. Con la schiena, sì, si vede. Torniamo un pochettino indietro. E ti sto dicendo rimandiamo, sì. Non l'avevo notato, sai. È quello che stavano tutti... Eccolo lì. Questa è ferma. Aspetta che faccio uno zoom. Ok. Dal vivo. Dov'è il replay? Eccolo. B. È B che devi. Era la B che devi fare, sei Gabriele. Sicuro che sia il B? Torna indietro. Si può rimandare leggermente indietro, no, vero? Sì, torna indietro. Qui. Vai. Qui, questo. La ferra questa e torna indietro. Troppo stai tornando indietro. Aspetta, rimandiamo. Rimandalo, vai. Ma devi zoomare la B, non la A. Abbiamo rivisto il replay. Aspetta. Rimandiamo. Cerchiamo di fare la moviola nella miglior maniera possibile. A me sembra tocchi sulla spalla. Torna indietro. Zooma la B, non la A. La B ho zoomato, guarda. Dovevo zoomare la A. La A, non la B. Quella che fa il replay. Sto provando a fare questo gioco di moviola. Ok, da qua, ora zoomata sembra di no. Aspetta che lo rimando. Rimandiamo. No, non tocca. Ciccio! Dice ma zoomato. Tirala su.
Vai, rimandiamolo. Perché ci hanno accerchiato, siamo la sala VAR noi. Non tocca, non tocca, non tocca. No, no. Siamo diventati una sala VAR, siamo accerchiati. Eh? Calachista. Ritorna lì. Lo puoi fare in play qua, no? Senza mandarla in diretta. Ah. Ok, squadre di nuovo in campo qui al Pallabonini di Cinquefrondi dopo questo accesissimo finale di quarto set. Diciamo che la partita è andata oltre i pronostici. Forse nessuno si aspettava un 3-2. Comunque abbiamo visto una bellissima pallavolo fino ad adesso e c'è ancora il quinto set. Servizio Jolly con Marco Pugliatti che non inizia benissimo il quinto set. 1-0 per Via Grande dopo l'errore al servizio. Servizio del Via Grande. San Filippo. Pallone teso su Federico Filianotti. Pugliatti va da Mimmo Lagana. Pallone alto, out. Sembra aver perso un po' la testa la Jolly Cinquefrondi. 2-0. Break Via Grande. Calma ragazzi, giochiamo, calma! Ancora San Filippo quindi per Via Grande Catania. Su Max Lovetrone. Pugliatti dietro per Filianotti. Non c'è il tocco. Stavolta sembrava esserci sinceramente. Vabbè, da qua è un po' difficile. Palla alta. 0-3. Molto arrabbiato il primo arbitro. Sì. Con i giocatori della Jolly. Ancora San Filippo, riceve Federico Filianotti. Pugliatti va dietro proprio da Federico Filianotti che ottiene il money out. 1-3. Si sblocca la formazione di Mister Giglietta. Ogni punto è un calcio di rigore in questo set. Ed è proprio Federico Filianotti al servizio. Out! Sbaglia tutto Federico Filianotti. 1-4. Ecco, vedi quando dicevo che la Jolly non è entrata con la testa giusta in questo set. Bato al servizio. No, il 14, no, lo presti. Lo presti. Ho visto solo il 4, ho detto quando è entrato. Dionisio Di Pasquale, Pugliatti va proprio da Dionisio Di Pasquale che mette a segno il secondo punto, 2-4. Beh, chiamarla auto per un attimo. De Costa, d'accordo quando è vicino alla riga, ma a 1,5 metri dalla No, riga era un poco difficile. Per insomma. un attimo ho temuto la chiamata dell'arbitro out. Out. Fabio Rema al servizio, tesa su De Costa. De Costa su Boscaini, mani out di Boscaini. E beh, adesso non c'è storia. 2-5.
Peppe Boscaini, riceve Fabio Remo, Pugliatti va da Dionisio Di Pasquale, out il suo colpo, non ha più la mira, la Jolly 5 fronti, 2-6. Calma. Time out chiesto da mister Franco Giglietta. Partita completamente svoltata dalle decisioni arbitrali, che ovviamente per l'ultimo punto del quarto set diamo ragione all'arbitro, secondo quanto visto. Però dal VAR. considera che comunque la telecamera è perfettamente in linea, per cui non puoi calcolare la distanza tra la schiena. Dicendo, valutando il tocco della spalla. Non la spalla, scivola lungo la schiena, per cui non è valutabile. Però chi era in diagonale... Allora, inizialmente, vedendola così a schermo pieno, sembrava avesse toccato la schiena. Poi con la zoomata, in effetti... ma con la zoomata calcola, c'ha la compressione. Del grandangolo. Quindi... Peppe Boscaini al servizio. Riceve Max Lovetrone, Pugliatti va da Dionisio Di Pasquale, tiene in gioco De Costa. La pipe di Peppe Boscaini, pallone che torna nel campo del Via Grande, pallonetto di Bottino, Laganà, Pugliatti dietro da Fabio Remo, schiaccia anche lui. C'è invasione. Sì. 3-6. No, forse ha toccato la rete, sì, ha toccato la rete Nicolosi, mi sa, rimandando il pallone di là. Sì. Nicolosi tocca la rete mentre ha mandato di là il pallone. Non c'è altra spiegazione. Pallone raccolto, pronto, Dionisio Di Pasquale che la consegna a Fabio Remo, che la consegna a... Di chi è il turno in battuta? E infatti chiama formazione Dionisio Di Pasquale. Mimmo Laganà. Arrabbiatissimo Dionisio Di Pasquale. Comunque da sottolineare ovviamente il divario tecnico tra le due squadre. Via Grande è sicuramente una grande squadra costruita per almeno l'accesso alla zona playoff. Buona la spin di Laganà, tenuta bene da De Costa. Il primo tempo vincente del Via Grande, 3-7 più 4, che sa di induia piccante. Bandi Ramonte al servizio. Piede. Il muro del Via Grande. C'era un fallo di piede, e si vede pure dalla battuta, forse. Ora rivediamo di nuovo il replay, 3-8. Lo riguardiamo? Sì che c'è. Olè! Fermo immagine, guarda dov'è il piedino. Fagli una foto, fermo così. Che gli faccio una foto, fermo, gliela porto subito. Torna indietro. Ve la zoom. Guarda dov'è il piede. Completamente sulla linea. Vabbè, ogni tanto